Confusione ed errori, lo spoglio più lungo di sempre, quello dopo il voto di domenica scorsa 25 settembre. Colpo di scena, la Lega perde un seggio in favore del PD, fuori Annalisa Tardino, alla Camera entra Giovanna Iacono. La polizia festeggia il suo santo patrono, iniziative anche per la questura di Agrigento. Non è mai stato aperto, ma Mariamico chiede che venga chiuso. Parliamo del Parco della Dolorata di Agrigento, trasformato in discarica e luogo di malaffare. Campionati italiani di tiro a segno, vince una agrigentina. Coppa Italia di eccellenza, Nissa Acragas termina a reti bianche. In Serie D vittoria per il Canicattì, male invece il Licata. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ritardi e verifiche nello scrutinio delle schede elettorali. Nell'Election Day del 25 settembre in Sicilia probabilmente anche il fattore 3 schede ha inciso in negativo, determinando confusione ed errori. Come spiega l'ufficio elettorale della regione siciliana, le schede elettorali delle sezioni nelle quali non è stato potuto procedere allo spoglio e la trascrizione nei registri sono state trasmesse agli uffici centrali dei tribunali competenti per circoscrizione, che effettueranno le verifiche del caso e procederanno allo spoglio delle schede eventualmente non scrutinate, determinando i voti validi ottenuti da ciascuna lista e i voti validi di preferenza di ciascun candidato. Concluse tali operazioni, ciascun ufficio centrale circoscrizionale comunicherà gli esiti della verifica all'ufficio centrale regionale, costituito presso la Corte d'Appello di Palermo, che a sua volta determinerà il superamento o meno della soglia di sbarramento del 5% da parte delle singole liste. Ovviamente i dati definitivi serviranno a definire chi sono gli eletti all'Assemblea regionale dopo la ripartizione dei seggi su base provinciale. L'intervista del nostro direttore Arturo Cantella al prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa. Nel corso dello spoglio elettorale il nuovo sistema ha portato a delle difficoltà nella raccolta dei dati, tra questi anche la provincia di Agrigento. Nella nostra città 2 sezioni non hanno permesso di avere i dati definitivi. Intanto, come spiega l'ufficio elettorale della regione siciliana, i verbali dei comuni relativi alle sezioni mancanti sono stati trasmessi dalle prefetture ai tribunali competenti, che effettueranno un nuovo scrutinio, il cui verbale di esito verrà inviato direttamente all'ufficio centrale regionale presso le corti di appello. Una volta che il conteggio dei voti sarà completo, l'ufficio centrale regionale proclamerà il presidente della regione. Il primo dei candidati alla presidenza non eletti stabilirà la soglia del 5% valida per l'attribuzione dei seggi all'Assemblea regionale siciliana. Intanto, sullo svolgimento delle elezioni e l'impegno degli uffici preposti del Ministero dell'Interno e delle forze di polizia abbiamo sentito stamani il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa. Allora, io colgo l'occasione proprio per ringraziare tutte le componenti, intanto del sistema Stato, delle forze dell'ordine, che hanno svolto un lavoro eccellente. Non ci sono stati problemi di sorta, quindi parlo ovviamente di tutto il sistema di vigilanza, di controllo del territorio, di vigilanza alle sezioni, di vigilanza a quell'importante attività di trasporto e distribuzione del materiale elettorale, e quindi diciamo che da questo punto di vista sono veramente molto soddisfatta, ma sono soddisfatta anche per quanto riguarda il lavoro svolto in particolare dalla mia squadra, dal mio ufficio, perché certo era una consultaziè complessa, tra l'altro con un sistema elettorale abbastanza articolato, chiamiamolo così, e nel frattempo c'è stata anche questa contrazione del numero dei parlamentari, quindi anche collegi diversi. Non è stata una consultazione semplice, però io nel complesso non posso che essere soddisfatta del lavoro fatto e quindi ringraziare tutti, sia all'interno che all'esterno, perché la macchina, devo dire che nel complesso veramente ha funzionato bene. Su queste 2 sezioni che ancora, cosa è successo, prefetto? Guardi, lì è stato proprio un problema di conti che non tornano, quindi a questo punto è tutto in mano all'autorità giudiziaria, come da prassi. E cambia sul sito del Viminale la composizione degli eletti alla Camera. Nel collegio Sicilia 1 non è stata eletta Annalisa Tardino della Lega, il seggio va al Partito Democratico, entra Giovanna Iacono. Vediamo.
Il seggio che fu assegnato alla parlamentare siciliana dedicata, attualmente europarlamentare della Lega, Annalisa Tardino, comunicato nella giornata di ieri, è stato invece assegnato al suo collega nordista Umberto Bossi, fondatore proprio della Lega di Pontida, che in un primo tempo era stato dato per escluso dopo 30 anni di militanza in Parlamento. Al suo posto entra la parlamentare di Santa Elisabetta Giovanna Iacono del Partito Democratico. Il seggio era stato inizialmente assegnato a Giuseppe Provenzano, nella qualità anche di vice segretario del Partito Nazionale del PD, che però per motivi di resti va a insediarsi nel collegio di Palermo. Così dà la possibilità all'agrigentina Giovanna Iacono di rappresentare la nostra terra in Parlamento. È un'emozione fortissima, sento un grande senso di responsabilità nei confronti di quanti mi hanno dato e ci hanno dato la loro fiducia, un senso di responsabilità forte nei confronti di questo territorio che è stato marginale anche dal punto di vista politico e oggi grazie a questa elezione torna ad avere voce e rappresentanza. Un territorio che non è solo quello della provincia di Agrigento, perché io sono stata eletta in un collegio plurinominale e quindi che comprende anche Caltanissetta e Trapani, un territorio vasto che merita attenzione e dedizione. Sarà sicuramente un onore rappresentare questi territori. Io un ringraziamento lo voglio fare a quanti numerosi hanno voluto dare fiducia a questo progetto politico, a noi, al Partito Democratico, e nella finalità insomma di poterli rappresentare. Quindi un grazie a tutti quelli che hanno sostenuto la nostra lista, un grazie personale devo farlo chiaramente al mio partito che ha voluto credere in me dopo un lungo percorso politico di militanza, di costanza e di impegno in questo territorio. Sono anche un amministratore locale, lo sono stata negli anni, sono un consigliere comunale, quindi mi dedico costantemente alle problematiche e ai bisogni delle persone. È chiaro che prima di tutto bisogna, secondo me, dedicarsi a questa marginalità territoriale che ha tenuto fuori la nostra provincia, ma tutto il territorio del collegio, e dedicarci anche e soprattutto alle nuove fragilità, che sono tante, di cui ho contezza, che sono emerse con più prepotenza soprattutto dopo la pandemia che ha toccato diverse fasce di popolazione e fasce sociali. Ecco, questo mi sento di dire, l'attenzione va rivolta secondo me innanzitutto a queste tematiche. I piccoli comuni da cui provengo io, Santa Elisabetta, che è un piccolo centro della provincia, piccoli centri che hanno gli stessi problemi delle medie e grandi città, ma anche le stesse risorse su cui poter lavorare e che si possono valorizzare. Perché ripartire dai piccoli comuni? Perché da amministratore mi sono resa conto in questi anni che dai piccoli borghi davvero si può avviare vero percorso di rinascita e di rigenerazione. Ecco, partiamo da qui, partiamo dalle istanze di questo territorio e credo e sono convinta che potremo fare un buon lavoro. Un 14enne, Luca Centofanti, è stato investito e ucciso a Siracusa da un'auto pirata. Il ragazzo viaggiava su un motorino assieme a un coetaneo che è ricoverato in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto dopo le 19 in via Lazio, a nord di Siracusa. I due sono stati trasferiti immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa, dove Luca Centofanti è deceduto.
accaduto. Agenti della Polizia Municipale e poliziotti delle volanti e della squadra mobile stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente al quale non avrebbero assistito testimoni. La polizia è alla ricerca di qualche sistema di videosorveglianza nella zona che possa aver ripreso elementi utili per risalire all'auto pirata. La strada è a senso unico con uno spartitraffico sulla sinistra e una pista ciclabile sulla destra. L'auto potrebbe aver investito da dietro, potrebbe anche solo aver sfiorato e avrebbe continuato la sua marcia. Sull'asfalto non ci sono segnali di frenata. Se sia stato un incidente autonomo o meno potrà chiarirlo l'altro 14enne che si trovava a bordo della moto, che ha una cilindrata 300 e dunque non poteva essere guidata dai 2 minorenni. Il ferito adesso è ricoverato in ospedale con una frattura. Oggi 29 settembre è la festa di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. La Questura di Agrigento celebra questo evento. Arturo Cantella. Si è svolta oggi ad Agrigento la festa del patrono della polizia San Michele Arcangelo presso la Basilica dell'Immacolata in piazza San Francesco, alla presenza del questore Rosa Maria Raci, del prefetto Rita Cocciufa e dei tanti rappresentanti degli altri corpi di polizia. La cerimonia religiosa è stata officiata da Don Giuseppe Cumbo, vicario generale dell'Arcidiocesi di Agrigento, in rappresentanza del Vescovo. Ricordiamo che San Michele Arcangelo fu difensore del popolo di Dio, vincitore nella lotta del bene contro il male e fu proclamato patrono e protettore della polizia da Papa Pio XII il 29 settembre del 1949 per la naturale assonanza con la missione assoluta quotidianamente con professionalità ed impegno da ogni singolo operatore. Sì, oggi festeggiamo il nostro patrono, il patrono della Polizia di Stato. San Michele ci protegge sempre nella nostra attività quotidiana perché ci dà la forza per continuare a impegnarci sul territorio, soprattutto a tutela delle fasce più deboli, a tutela della legalità. Pertanto ringrazio tutti i poliziotti che si sono spesi per il bene comune, che hanno affrontato i sacrifici con abnegazione e spirito di sacrificio. È la nostra festa e così come il lavoro di tutti va premiato anche il ricordo di quelle vittime, di quelle persone che non ci sono più tra noi, o perché prematuramente scomparsi o perché vittime del dovere, come è successo con il povero assistente Sergio Di Loreto nel novembre del 21, che è stato sottratto agli affetti della propria famiglia ed è mancato alla polizia intera. Anche l'altra vittima del dovere, l'assistente capo Alfonso Capraro, anche lui lo ricordiamo con grande affetto, scomparso prematuramente e per servizio nel 2013. Ai loro familiari va il nostro caloroso abbraccio nel ricordo che resterà sempre vivo nei nostri cuori. Si ricorderanno oggi queste persone? Sicuramente ricorderemo queste persone perché è quello che ci preme di più, ricordare chi si è sacrificato per gli alti valori di cui è portatrice la Polizia di Stato, che vengono poi ogni giorno in maniera esemplare posti in essere dai nostri. Il vostro lavoro è importante, quotidiano, quello che fate ogni giorno, ma anche la notte in particolare. Noi siamo sempre presenti H24 per garantire la sicurezza dei cittadini con il controllo del territorio che è fatto in tutta la provincia di Agrigento in maniera continua, fissa, per garantire chiaramente le esigenze di sicurezza dei cittadini. Su questo non deroghiamo, nonostante il peso dell'immigrazione in questa provincia è molto forte, i servizi di controllo del territorio non risentono assolutamente di questo impegno profondo perché sono assestati bene sul territorio e hanno dato finora ottimi risultati. Ecco, oggi si va sulle scuole, da qualche giorno sono iniziate le scuole, ecco, vi siete già organizzati anche per un controllo sulle scuole? Certamente, controlli anche sulle scuole per garantire che i ragazzi non vengano disturbati da spacciatori o da persone che vogliono mettere in atto comportamenti illegittimi, e saremo presenti in tutte le scuole cittadine, chiaramente nel piano coordinato di controllo del territorio secondo le direttive del prefetto e l'organizzazione dei servizi della questura e di tutte le forze di polizia. La Polizia di Stato è l'asse portante del sistema sicurezza, quindi questi eventi, questi momenti di ricorrenza, in questo caso del Santo Patrono, che significa tanto per gli appartenenti alla Polizia di Stato, io credo credenti e non credenti, quindi sono
momenti importanti a cui bisogna esserci per dare sempre l'idea che non è solo un'idea ma è una testimonianza concreta della presenza dello Stato. Noi lavoriamo in stretta collaborazione, sinergia, ripeto, è il primo componente insieme all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza del sistema sicurezza e in provincia è bene che si percepisca veramente anche questa forte unità, questo senso di squadra. Tant'è vero che qui ovviamente oggi sono presenti anche gli appartenenti ai comandanti provinciali delle altre forze di polizia. Nascondevano quasi 7 kg di marijuana in una vera e propria camera segreta. I carabinieri della compagnia di Licata hanno arrestato per il reato di detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 61enne e una 59enne del posto. I militari, nell'ambito di una perquisizione nell'abitazione dei due nel quartiere popolare del Villaggio dei Fiori di Licata, hanno scoperto all'interno di una camera da letto una botola che consentiva l'accesso a una camera corrispondente alle fondamenta della palazzina di circa 60 metri quadrati, adibita a vero e proprio laboratorio per la coltivazione e lavorazione di sostanze stupefacenti. I carabinieri a margine dell'ispezione hanno trovato 6,5 kg di marijuana confezionata in 55 confezioni trasparenti in plastica pronti allo spaccio, 800 grammi di marijuana all'interno di un secchio bianco in plastica, 185 grammi di hashish all'interno di un involucro in cellophane, materiale per il confezionamento e la lavorazione della sostanza. La droga è stata posta sotto sequestro in attesa di analisi. Gli arrestati sono ai domiciliari in attesa di convalida come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Esiste ad Agrigento un luogo chiamato Parco della Dolorata, non è mai stato aperto al pubblico, ma noi oggi chiediamo di chiuderlo, inibendo gli accessi con dei dissuasori in cemento. Lo dichiara in una nota l'associazione ambientalista Mare Amico, conosciuto a molti come Parco Icori dal nome della ditta che lo ha costruito e che campeggia su uno degli accessi. Doveva rappresentare il polmone verde della nostra città. È una struttura bellissima, costruita alla fine degli anni 70, inaugurata 6 volte ma mai realmente utilizzata. All'interno del parco sono presenti un anfiteatro, una zona destinata a cinema all'aperto, uno skate park e una promenade panoramica. Purtroppo tutto questo è invece diventato un luogo di inciviltà, di abbandono e di malaffare. Oggi al suo interno c'è di tutto: montagne di stampanti per computer, mobili d'ufficio, sfabbricidi, tonnellate di spazzatura varia ed abbiamo trovato pure una vasca idromassaggio e una pianola elettrica. Mare Amico chiede all'amministrazione comunale di mettere fine a questo scempio. Si tratta di un'area troppo vasta per essere controllata. Fino a che non verrà resa sicura, chiediamo che venga bonificata ed inibita a chi la considera terra di confine, discarica e luogo di malaffare. Unicredit continua ad assumere in Italia e in Sicilia grazie all'accordo sindacale Team 23. È richiesta almeno la laurea triennale in materie economiche o giuridiche, scienze politiche e della comunicazione. L'intervista a Giuseppe Angelini, segretario del coordinamento nazionale del gruppo Fabi Unicredit. Vediamo. Abbiamo firmato un importante accordo Team 2023 dove a fronte di 5.200 esodi, uscite, ci saranno 2.600 assunzioni, quindi è giunto il momento di candidarsi. È abbastanza semplice. Nel sito unicredit.it, nella prima pagina, nell'angolo basso destro, chi siamo? Ultimo rigo, carriera. Lì vi è la possibilità di candidarsi in ben 4 settori. Generalmente si chiede almeno la laurea triennale in materie economiche, giuridiche, scienze politiche o della comunicazione. Lavoro in filiale è la prima possibilità, quella che dà magari maggiori opportunità. I requisiti richiesti sono la risoluzione dei problemi, la disponibilità al dialogo e all'ascolto, ma anche la disponibilità alla mobilità, perché dobbiamo andare a ricoprire sedi un po' disagiate, isole minori, paesi magari che si trovano in montagna, nelle province più lontane, dove non è facile tra l'altro essere pendolari.
Poi abbiamo Lavoro al Direct. Lavoro al Direct ha un vantaggio. Il Direct, che sarebbe la banca telefonica, si trova nelle più grosse città, quindi Palermo, Napoli, Roma, Milano, Torino, quindi meno disagiate come zone, come luogo di lavoro. Anche qui bisogna essere molto predisposti all'ascolto, alle problematiche della clientela e avere una marcia in più per quanto riguarda i canali digitali e si lavorerà fondamentalmente cercando di risolvere i problemi legati alle carte, legate a dubbi, informazioni che può chiedere il cliente e si seguiranno anche ordini di borsa. Poi abbiamo il wealth management o private banking. Qui il requisito è almeno la laurea magistrale e magari qualche master, perché qui la clientela è più sofisticata ed esigente, quindi bisogna sempre avere l'attitudine all'ascolto, al dialogo, ma anche una certa propensione nella gestione del rischio. E infine abbiamo il Corporate Graduate Program Next Generation, di recente costituzione questo percorso professionale. Infatti le assunzioni avverranno nel novembre del 2022 e il percorso professionale avrà una durata di 12 mesi e si conclude nel novembre del 2023. È proprio un percorso all'interno del gruppo che tra l'altro darà una formazione certificata perché si lavorerà in varie aree di business e si riuscirà a costruire un profilo professionale, si diventerà un vero e proprio professionista del settore in maniera tale da poter sviluppare al meglio la relazione con le aziende italiane. Anche qui è richiesta una certa propensione alla mobilità, la conoscenza delle lingue straniere, perché è sicuramente un trampolino di lancio per una carriera anche a livello internazionale. Ecologia e sostenibilità, questa è la mission di un progetto che lega l'Università di Agrigento alla Tunisia. Al Giardino della Colimbetra arrivano studenti ed insegnanti. Giovanna Neri. Presidente, quanto è importante parlare ai ragazzi delle tematiche ambientali? Oggi da Agrigento parte un messaggio specifico. Oggi sono qui al Giardino della Colimbetra ad accogliere i colleghi della Tunisia e tutti coloro che fanno parte di questo importante progetto Edenmed, che è finalizzato alla sostenibilità, alla valorizzazione dell'ambiente. E credo che sia molto importante dare un segnale di questo tipo, perché oggi credo che si debba parlare non tanto di sostenibilità, di valorizzazione ambientale, di cambiamenti climatici che si stanno rendendo molto presenti e se ne sentono le conseguenze. Ecco, non bisogna parlarne in maniera specifica, disciplinare, tra esperti, tra persone che vogliono migliorare il pianeta dal punto di vista della ricerca scientifica oppure dal punto di vista della strategia d'attacco, ma credo che sia molto importante educare i ragazzi, educare gli studenti universitari, ma anche le scolaresche, a una prassi della sostenibilità, a una prassi dell'ecologia, per cui tante discipline, tanti insegnamenti possono convergere soprattutto nell'educazione delle nuove generazioni, che devono sentire questo tema non come qualcosa di specifico accanto ad altri temi della nostra modernità, ma che si abituino a vivere secondo alcuni modelli che devono veramente caratterizzare la valorizzazione della natura, il rispetto per il nostro mondo, il nostro pianeta. E quindi credo che queste azioni siano esemplari e siano significative per una prassi che deve veramente pervadere la nostra didattica e il nostro rapporto con i giovani. Les territoires tunisiens et les territoires siciliens. Ok. Bonjour, donc Edenmed, comme son nom l'indique, Eden c'est le paradis et Med c'est la Méditerranée. Allora,
Noi siamo del progetto Edenmed appunto come Eden, come paradiso del Mediterraneo. È un progetto che appunto avviene fra le due sponde del Mediterraneo, quella tunisina e quella siciliana, ed è un progetto che vuole coinvolgere le scuole, sia gli insegnanti che gli scolari, in quello che sono l'educazione, quello che è l'educazione ambientale, quindi soprattutto creare una coscienza nei cittadini del futuro e creare una cooperazione fra le due sponde del Mediterraneo in maniera da creare dei cittadini coscienziosi e rispettosi dell'ambiente, che chiaramente sanno l'importanza e il valore dell'ambiente in cui vivono. Professoressa, quali sono i punti di azione del progetto? I punti di azione del progetto Edenmed riguardano prettamente il confronto tra la cultura siciliana e quella tunisina, che per molti versi si orientano verso gli stessi, le stesse vie, su un tema che è fondamentale e che appunto ci prende molto da vicino, non solo come siciliani ma credo come persone che appartenenti a questo mondo, che è la sostenibilità e l'educazione ambientale. Quindi ci confronteremo intanto su quelle che sono le buone pratiche che si svolgono già in maniera costante all'interno soprattutto delle scuole sia siciliane che tunisine, e in modo particolare nella provincia di Agrigento, perché il fulcro del progetto poi è la provincia di Agrigento, quindi coinvolgeremo le scuole in tutti i suoi destinatari più importanti, i docenti, i dirigenti, i ragazzi, ma anche i genitori, perché diventano lo strumento per poter avviare delle pratiche ma anche dei comportamenti che possano poi diventare costanti nel tempo e che possano veramente provocare dei cambiamenti appunto duraturi e che ci permettano poi di salvare questo pianeta. Bonjour à tous, je suis heureuse d'être au jardin de la Colline Betra justement pour assister à une séance. Allora, buongiorno a tutti, io sono felice di essere qua al giardino della Colline Betra per vedere una sessione di educazione ambientale con una scuola nell'ambito del progetto Edenmed di educazione ambientale sostenibile. È un progetto strategico a livello della cooperazione Italia-Tunisia, soprattutto con la Sicilia e con Agrigento. È un bel posto. Voilà. Allora, il progetto tratta dell'educazione ambientale, soprattutto appunto nelle scuole primarie e secondarie. È una cosa molto importante fare questo progetto con le scuole, con i ragazzi e con gli studenti, proprio per cercare di formarli all'educazione ambientale e quindi al rispetto dell'ambiente. Si intitola Riconoscimento delle specie e delle varietà di interesse agrario, il primo dei 3 corsi promosso dal Parco Valle dei Templi in tandem con l'Ordine degli Agronomi e dei Forestali. Vediamo. Quello che è importante dire è che la biodiversità non è un tesoro da nascondere nel cassetto. Se tu hai, come l'Italia ha nel campo della frutta, come in altri campi dell'agricoltura, una grande ricchezza varietale storica, devi metterla a frutto. E cioè devi condurre programmi di miglioramento genetico e cercare tu di conquistare la fetta di mercato importante che è legata all'identità delle varietà, perché la gente mangia della frutta che conosce e se tu perdi il patrimonio e il privilegio di svilupparla, alla fine tu coltivi in Italia frutta prodotta da altri, pensata, immaginata da altri per mercati X, e questo non deve succedere. L'Italia deve ritornare ad avere la proprietà intellettuale, pratica, materiale e commerciale della frutta che vende. Il corso che sta per iniziare è di notevole importanza perché affronta problematiche relative alla biodiversità legate alle specie da frutto, come anche alle specie orticole, cioè a tutte le specie vegetali che l'uomo utilizza ai fini alimentari. Io in particolare mi occuperò di tassonomia, quindi le regole relative alla classificazione delle piante, come vengono riconosciute le piante, anche per evitare errori. Le piante vengono identificate con un binomio scientifico noto in tutto il mondo, mentre localmente noi utilizziamo anche nomi che variano a pochi chilometri di distanza. Quindi ci vuole certezza nell'identificazione delle piante
e certezza nella riconoscibilità in campo delle piante, per evitare anche casi di avvelenamento, il caso delle verdure che si raccolgono in natura, dove spesso le persone confondono la mandragora con la bietola selvatica o con la borragine. Ecco, dare i caratteri tassonomici distintivi delle singole specie è fondamentale, sia nella raccolta delle verdure in pieno campo, ma anche nella riconoscibilità delle diverse cultivar che noi riscontriamo nei nostri campi, sia di pero, di melo, di susino, di pesco, albicocco, mandorlo, eccetera. Ecco, ritengo che il corso sia veramente un'occasione di crescita culturale sia per i docenti ma anche per gli allievi, anche perché negli scambi poi ci si arricchisce vicendevolmente. Il presidente del Rinnovamento dello Spirito, Salvatore Martinez, lancia un messaggio dalla Porta d'Europa a Lampedusa. Vediamo. Raccolgo volentieri l'invito della testata giornalistica L'Amico del Popolo della diocesi di Agrigento e a conclusione di questa mia visita giubilare nel 50° del Rinnovamento nello Spirito, che ho voluto onorare qui nella comunità di Lampedusa, il ricordo dei volti che ho incontrato, dei luoghi che ho visitato, mi permette di dire qui alle spalle di questa porta quanto bisogno ci sia che i nostri cuori siano spalancati allo Spirito Santo. Quante volte abbiamo tenuta chiusa questa porta che è Cristo e quante volte invece ci siamo rallegrati quando la profezia di un mondo nuovo, di un mondo migliore, di un mondo più giusto ha fatto i conti con il giudizio che Gesù ci assegna. Tutte le volte in cui aveva fame, aveva sete, era straniero, era ammalato ed è stato accolto. Mi rallegra tanto vedere l'operosità della parrocchia Madonna di Portosalvo, della comunità che vive qui a Lampedusa in mezzo alle difficoltà e alle contraddizioni che spesso la giustizia, la carità, la pace evidenziano sotto i nostri occhi. Ma guardando questo mare è possibile risentire la voce di Gesù che ci dice duc in altum, e cioè guardiamo lontano, proviamo ad avere una visione nuova di questo nostro tempo, di questo nostro mondo. Guardiamo nel volto di questi nostri fratelli, di questi nostri amici che invocano umanità, il desiderio di Dio di una umanità a misura d'uomo, una umanità a misura d'uomo. Ognuno è qualcuno da amare e qui a Lampedusa lo si comprende bene. Ieri sera, incontrando la comunità, ho parlato del Vangelo di Lampedusa e il Vangelo di Lampedusa per me è il Vangelo dello Spirito Santo, perché dove c'è amore, dove c'è libertà, dove c'è gioia e pace, lì c'è certamente lo Spirito di Dio. E allora grazie alla comunità ecclesiale di Agrigento per la testimonianza che riceviamo, rimaniamo uniti nel ricordo e nell'impegno, perché questa porta sia sempre spalancata e perché questo mare racconti civiltà e progresso a misura d'uomo. Il centro Cepasa domani ricorda ad Agrigento Gorbaciov, l'ultimo segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, primo presidente dell'URSS, carica poi abolita, e premio Nobel per la pace, passò alla storia con l'abbattimento del muro di Berlino. Arturo Cantella. Paolo Cilona, domani un evento al 30° della scomparsa di Mikhail Gorbaciov. Ecco, lei ad Agrigento al Parco del Cerchio Letterario fa un evento per ricordarlo. Ecco, cosa l'ha spinta a questa manifestazione, a questo ricordo? Ecco, perché proprio ad Agrigento, vicino alla casa di Pirandello? Innanzitutto perché è un luogo
per noi molto importante sul piano culturale e della storia, perché Pirandello è uno dei più grandi drammaturghi del nostro 2000 secolo. Quindi ritengo che lì mettere una pianta in ricordo del presidente dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov è un modo per ricordare il cammino politico di un uomo che dedicò la sua vita per la pace, la cooperazione e la solidarietà tra i popoli. Grazie a lui e alla sua politica cadde il muro di Berlino e quindi tutti i paesi dell'est europeo riscoprirono il profumo della bellezza, della libertà. Quindi un uomo del genere è difficile non ricordare e noi agrigentini siamo ben lieti di ricordarlo con un convegno al quale interverrà come relatore l'avvocato Giovanni Tesè, poi ci sarà il coordinamento dell'ingegnere Bernardo Barone e le conclusioni da parte da parte mia. Quindi come si vede, e poi ci sarà anche a conclusione un piccolo intervento da parte di Vera Di Francesco che parlerà della biografia di questo personaggio. Quindi Agrigento, terra di personaggi, terra di pace, non per caso noi abbiamo il Tempio della Concordia, ricordiamo quell'uomo che dedicò la sua vita per la pace e la concordia tra tutti i popoli. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. L'agrigentina Fatima Zappalà, prima ai campionati nazionali di tiro a segno. Vediamo. Anno strepitoso per il tiro a segno nazionale di Agrigento, che ritorna dai campionati italiani di Bologna con il titolo di campione italiano 2022 fascia B. A conquistare la medaglia d'oro è stata Fatima Zappalà nella specialità pistola sportiva a 25 metri. Dopo una stagione incredibilmente positiva, l'atleta ha dominato in tutte le gare regionali di qualificazione ad aria compressa a fuoco, conquistando anche i titoli di campionessa regionale federale in entrambi la specialità, qualificandosi nelle prime posizioni alla finale dei campionati italiani assoluti di tiro a segno che si sono svolti a Bologna dal 20 al 23 settembre. Allora, intanto è già stata per me una soddisfazione gareggiare con ragazze, comunque le mie rivali tra virgolette, che comunque questo lo fanno per mestiere, quindi gruppi sportivi dove lo fanno H24. Sì. Io invece mi ritrovo a ritagliare del tempo al lavoro, sì, alla famiglia, alla mia bimbetta che mi sopporta mentre mi alleno. È stato già un traguardo, anche per questo mi sento di dire non bisogna mai arrendersi. Qualsiasi cosa basta impegnarsi per ottenerla e tenerla in mano, quindi questa medaglia è la gratificazione di tanti sacrifici, soddisfazione sicuramente, e poi mi ha fatto impazzire il fatto che mi sono ritrovata vicino persone che non mi aspettavo, clienti, amici, familiari, e subito mentre ero ancora in pedana ho ricevuto la chiamata dalla presidente Antonella Attanasio del CONI regionale, la stessa cosa ho ricevuto questa bellissima telefonata dal presidente regionale, perdonatemi, dell'UITS, l'Unione Italiana Tiro a Segno, telefonate che non mi aspettavo, quindi questa medaglia d'oro mi fa capire si può fare, sempre, comunque, nonostante tutto ce la facciamo. Classica domanda, progetti futuri? Stiamo già iniziando per il prossimo campionato nazionale a Palmi, giorno 15 ottobre, infatti non ci si ferma mai, ci si allena e anzi quest'anno voglio aggiungere un'altra disciplina sempre a fuoco che sarebbe la pistola automatica e mi sto già allenando per quest'altra disciplina. Ricordiamo dove lei svolge quotidianamente gli allenamenti, il luogo anche per gli altri che vorrebbero magari seguire le sue orme. Allora, mi alleno al tiro a segno, il poligono che si trova sulla strada che porta verso Caltanissetta, sulla strada tiro a segno nazionale Agrigento. Lì ci si può iscrivere come una normale palestra e poi ci si va a rilassare, perché per me quello è un centro benessere. Si può sparare anche senza avere il porto d'armi, tranquillamente, basta un'iscrizione.
Finisce in parità senza gol Nissa-Akragas, gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di eccellenza. Buona prestazione della squadra di mister Nicolò Terranova sul campo in terra battuta dello stadio Palmintelli di Caltanissetta. Nel primo tempo l'11 agragantino ha sfiorato più volte il gol del vantaggio. La Nissa non ha mai tirato in porta, una sola parata per il portiere agragantino su punizione. La squadra di Terranova è andata vicina al gol a metà del secondo tempo. Il match di ritorno è in programma mercoledì 12 ottobre allo Stadio Esseneto di Agrigento. Vediamo. Mister, che valore ha questo pareggio in Coppa Italia in trasferta contro la Nissa? Un valore che ci consente di giocarci la qualificazione alla gara di ritorno. Sapevamo di affrontare un avversario arrabbiato, offeso, e quindi poi se ci mettiamo pure il terreno di gioco, diciamo che quando provi e pensi a fare gioco è sempre molto più difficile che difendere, quindi tutto sommato è un pareggio che ci prendiamo ben volentieri e ci giocheremo tutto nella partita di ritorno. Che partita è stata, mister? È stata una partita equilibrata dove il risultato credo sia giusto, anche se noi abbiamo creato molte più situazioni da gol, però ti ripeto, in questo campo già non avere preso gol, spero di non avere perso nessuno, è già una grande cosa. Che risposta hai avuto da chi finora ha giocato poco, Briones, da loro, anche i giovani, Mannina e anche Scozzari, Bonanno, Bruno? Guarda, non mi aspettavo nessuna risposta particolare, nel senso che so di avere un gruppo importante dei giocatori che potrebbero giocare e titolare in qualsiasi altra squadra d'eccellenza. Ho avuto la conferma proprio che questi sono dei giocatori da Akragas. Serie D, vittoria nell'esordio casalingo all'Esseneto del Canicattì contro la Cireale. Arrivano i primi 3 punti di questa annata, le reti sono state siglate da Manfrè e Scopelliti. E restiamo in Serie D, è andata male a Licata, i gialloblu si sono arresi in trasferta alla Vibonese 2-1 pur giocando un ottimo calcio. Prossimo impegno domenica a Liotta con il Catania. Vediamo. Mister, si poteva tornare a casa con un risultato diverso, no? Almeno questo era l'auspicio guardando poi l'andamento del match. Direi intanto che è stata una bellissima partita contro una squadra che gioca a calcio, ma anche noi oggi ci siamo proposti abbastanza bene. È stata una partita che si poteva vincere, si poteva perdere, perché è stata aperta a qualsiasi risultato. È un peccato e siamo rammaricati perché abbiamo subito il gol a 5 minuti alla fine. Sicuramente si poteva evitare, però la squadra mi è piaciuta, peccato per il risultato, però quando fai la prestazione sicuramente è un motivo da cui sempre ripartire. La squadra si è espressa bene, ha giocato, poteva fare meglio sicuramente nella finalizzazione perché abbiamo sprecato tanto, però ce ne torniamo con l'amaro in bocca, però la prestazione c'è stata. Ecco mister, dov'è che l'ha vinta la Vibonese e dove l'ha persa il Licata? La Vibonese l'ha vinta allo scadere, dicendo che, parlando adesso pure con il mio amico Giacomo, che loro avevano paura anche di perderla, tant'è vero che si erano messi a 5 anche loro, si erano messi a specchio, e nel momento in cui si sono messi a specchio hanno trovato il gol del vantaggio. Sono stati fortunati e noi un pochettino poco esperti nella comunicazione su una palla in aria così vagante che potevamo sicuramente evitare e non beccare il gol. Pazienza, ritorniamo a casa e aspettiamo la partita di domenica, un altro impegno difficilissimo contro la squadra più forte del campionato. Mister, insomma è stata un'altra bella sudata, ma un'altra bella vittoria. Sì, una bella vittoria soprattutto perché sapevamo di incontrare una squadra preparata bene, perché comunque guidata da un ottimo allenatore e che avrebbe potuto crearci qualche problema anche sapendo la sua impostazione tattica, che si chiudevano e giocavano sulle ripartenze. Però penso che tutto sommato poi alla fine l'abbiamo meritato, perché se il primo tempo abbiamo avuto qualche situazione, nel secondo tempo 3 o 4 palle gol importanti le abbiamo create e poi alla fine, anche se con un'autorete, credo che abbiamo ottenuto una vittoria comunque dal mio punto di vista voluta e meritata.
Ecco, un secondo tempo in cui si è cambiato marcia, lo ha fatto sia la Vibonese sia il Licata. Dov'è che l'ha vinta la Vibonese e dove l'ha persa il Licata? Ma io penso che c'è stato un momento dove comunque si poteva anche perdere, perché abbiamo avuto sull'1-1 7-8 minuti che siamo sbandati un pochino, eravamo un po' lunghi e soprattutto col centrocampo non riuscivamo a stare stretti per recuperare la palla in fretta. L'abbiamo vinta dal mio punto di vista credendoci sempre, perché comunque questi ragazzi bisogna dare merito e atto che ci credono fino alla fine e ribadisco anche che se con un'autorete comunque alla fine l'hanno voluta e l'hanno ottenuta. Tra l'altro con 2 gol, a parte insomma l'autorete, però insomma 2 gol di 2 under, no? Schiaffetta che è entrato insomma subito in gol, e poi De Marco è insomma una delle qualità di questa squadra, no? Sì, penso che si possa puntare su questi ragazzi che hanno delle buone prospettive e sono convinto che sono ragazzi che hanno ampi margini di miglioramento. Dipende solo da loro, con quanta applicazione vengono durante gli allenamenti e quanti sacrifici fanno, ma sono convinto che per questi ragazzi sia un punto di partenza. Mister, 6 punti e all'orizzonte c'è subito un'altra gara, casalinga contro il Castrovillari, un altro derby, un'altra faticaccia. È un'altra partita difficile perché il Castrovillari la prima di campionato è andata a vincere Licata, è un'altra squadra allenata secondo me da un buon allenatore e ben organizzata. Comunque per oggi ci godiamo questa partita e poi cerchiamo di recuperare energie e domenica saremo pronti. Ciclismo, campionato regionale giovanissimi. Nell'ultima prova nelle Madonie i bikers agrigentini raggiungono diversi traguardi. Arturo Cantella. Domenica scorso, giorno 25, si è effettuata a Collesano l'ultima prova del campionato regionale giovanissimi della Federazione Ciclistica Italiana. Gli allievi della scuola di ciclismo della Valle dei Templi di Agrigento si sono classificati primi, laureandosi campione regionale per i giovanissimi. Il direttore sportivo Totò D'Andrea pensa ora alla prova nazionale Trofeo Kinder del CONI con i ragazzi agrigentini che andranno a disputare a Sarteano in Toscana. Noi quest'anno con i nostri ragazzi che vanno dai 4 fino ai 16 anni abbiamo partecipato a diverse manifestazioni ed in particolare al campionato di Coppa Sicilia. Domenica abbiamo fatto l'ultima gara e i ragazzi si sono laureati campioni regionali. Inoltre abbiamo vinto il trofeo Kinder CONI come specialità team relay. Il trofeo Kinder CONI, i ragazzi partiranno, che sono 4, partiranno giovedì per andare in Toscana dove si farà la fase nazionale. Nella fase nazionale ci sono circa 3.000 ragazzi con tutte le discipline e lì si andranno ad affrontare, andranno a rappresentare la Sicilia. Voglio dire che noi siamo una scuola giovane, però ci stiamo muovendo bene. Il nostro obiettivo non è tanto quello di creare dei campioni, ma di formare i ragazzi, facendo praticare loro uno sport sano, uno sport all'aria aperta, facendoli divertire. Poi che vengono pure i risultati ci fa tanto piacere. Oggi è una giornata di allenamento proprio in visione di questo impegno? Sì, oggi è una giornata di allenamento proprio in visione di questo impegno. I ragazzi si sono allenati per tutta l'estate, cioè mentre l'estate solitamente ci fermiamo i 2 mesi per la pausa estiva, molti dei ragazzi hanno continuato facendo delle prove di abilità, perché là andranno ad affrontare 2 tipi di prove di abilità con slalom, equilibrio e in più la prova della staffetta che si fa con 4 ragazzi, uno arriva, dà il cambio e riparte l'altro. Ragazzi che arrivano anche da diversi centri della provincia, non solo Agrigento. Sì, noi siamo, questa scuola in provincia ce ne sono 3, una ad Agrigento, una a Licata ed una a Cammarata. Noi abbracciamo quindi tutta la parte di Favara, Aragona, Porto Empedocle, Raffadali, insomma i paesi qua vicino. Come si approcciano i ragazzi all'attività sportiva? Ma i ragazzi si approcciano all'attività sportiva tramite magari anche passaparola, perché vedono i compagnetti che vengono alla scuola e poi appena arrivano si innamorano subito, perché oltre che la scuola è formata da tanti istruttori qualificati, è un posto qua spettacolare, un posto a contatto con la natura, dove praticare sport nella natura tra i mandorli e gli ulivi della valle è una cosa
spettacolare che non hanno tutti. Oggi pomeriggio sono venuta qua per dare un saluto ideale a tutti i ragazzi della provincia di Agrigento che parteciperanno a questa finale nazionale del Trofeo CONI. È la manifestazione più importante giovanile che organizza il CONI, come ha detto già Totò, e ci saranno tantissimi partecipanti, molti atleti dai 10 ai 14 anni che si cimenteranno in ben 45 discipline sportive. E naturalmente voglio dire, i ragazzi nostri, come si può vedere dalle magliette, parteciperanno sotto l'egida, diciamo, della regione Sicilia, ma rappresentano tutto lo sport isolano. Loro sono 4, ma ce ne sono tantissimi in provincia, e devo dire che ho anche avuto notizie, abbiamo ragazzini agrigentini tesserati per società che sono in altre province che ci rappresenteranno degnamente. E quest'anno questo Trofeo CONI è nato proprio all'insegna della promozione dell'uguaglianza, del rispetto di genere. La maggior parte delle gare, o quantomeno tutte le federazioni sportive, hanno proposto delle attività, sempre come diceva Totò, delle abilità che saranno fatte in forma mista, quindi dove sia maschietti che femminucce si cimenteranno nelle stesse specialità, ma anche promuovono questo tipo di gare, cioè noi abbiamo proprio il team relay che è una squadra mista, come l'abbiamo vista, quindi sono qua, lo faccio pubblicamente, in bocca al lupo a tutti e che vinca il migliore sempre nel rispetto della regola, giusto? Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi, a presto.